E passiamo a un altro argomento, quello dell'inquinamento atmosferico e della mobilità sostenibile. Per questo oggi pomeriggio il WWF con altri gruppi di volontari ha manifestato chiudendo al traffico via Savorgnana con una quarantina di auto. Ci dice tutto Giampiero Bellucci. Ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere la mobilità sostenibile, per questo il WWF scende in piazza. L'appuntamento era fissato alle 13:45, tutti in via Savorgnana per manifestare a favore della mobilità sostenibile, ossia muoversi in bici o autobus, ma anche per combattere l'inquinamento atmosferico. Proprio per questo i volontari hanno occupato l'intera carreggiata di via Savorgnana con circa una quarantina di auto. Vogliamo rappresentare lo spazio occupato dai singoli autisti in confronto al complesso delle automobili che portano in strada e si vede che proprio lo spazio occupato è limitatissimo, quindi un ingombro da togliere. In particolare gli ambientalisti mettono sul piatto anche una serie di dati resi noti dall'azienda sanitaria, dati che parlano proprio del numero di morti per malattie respiratorie. In più c'è il problema dell'inquinamento atmosferico, l'azienda sanitaria di Udine ha dato dei dati, 50 morti per solo malattie respiratorie legate all'inquinamento nel solo territorio del comune di Udine nel 2008. Quindi adesso noi chiediamo alle autorità pubbliche un intervento per migliorare i mezzi pubblici, collegamenti con le città e nella città, favorire la realizzazione di piste ciclabili e ai cittadini, che sono almeno la metà della responsabilità, di non usare l'automobile quando non è strettamente indispensabile.